Nessun patto con Flavio Tosi. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, rincara la dose nei confronti del leader veneto e di questo passo si va verso lo scontro frontale, la resa dei conti, che potrebbe arrivare lunedì a ora di pranzo, quando nella sede della Lega di Via Bellerio è in programma il Consiglio federale di un partito che sembra godere di ottima salute nei sondaggi, ma che soffre per le divisioni interne. Qualcuno ha deciso di mettere in discussione Zaia, cosa che non è concepibile né in cielo né in terra, quindi chiunque metta in discussione altri 5 anni di buon governo della Lega di Zaia in Veneto si mette autonomamente fuori dalla Lega da solo. Quindi, vedremo cosa farà Tosi. Non è un mio problema, Zaia era e tornerà a essere governatore del Veneto. E sulla posizione di Tosi anche Zaia torna a punzecchiare il suo potenziale concorrente nel caso il sindaco veronese decidesse di scendere in campo per la poltrona di governatore. È bene che se c'è un allenatore, l'allenatore ovviamente investa perché vinca il campionato della sua squadra, non quella degli altri. Mi fermo qui, sono troppo impegnato a scrivere il programma e a occuparmi dei veneti che non ho altro tempo da perdere. Pronta la replica di Tosi. In questo momento non vedo un allenatore di calcio che si schiera con la squadra avversaria, vedo piuttosto qualche presidente di società calcistica che pretende di fare la formazione da solo, dice, in barba all'allenatore e ai giocatori. Nonostante qualche timido tentativo di sanare le divisioni, nonostante qualche mano tesa nella speranza di abbassare i toni, nemmeno Tosi sembra indietreggiare di un centimetro. Lunedì a Milano, dove Zaia sarà presente solo come uditore senza diritto di voto, Tosi non farà passi indietro. Difendere le prerogative della Liga Veneta, che sono scritte nello statuto, che sono sempre state quelle in relazione alla composizione delle liste e quindi porteremo avanti questa linea. Tosi si dice certo di arrivare a Milano forte dei numeri, nonostante qualche esponente cosiddetto tosiano sembri in procinto di abbandonarlo. 14 consiglieri della Liga su 18 gli hanno dato il via libera per difendere liste di candidati costruite in piena autonomia sul territorio, senza censure né di Salvini né di Zaia. Unica concessione, in un mare di onde alte così, la presenza sabato alla manifestazione di Roma anti-Renzi. Allora, piuttosto che prestare il fianco a polemiche miserabili, ci andrò nonostante tutto, nonostante avessi degli impegni istituzionali già pregressi.